tra 2 mesi ti mando una crostata, sì. Questa cosa va bene. Me mandi? Una crostata, se va bene, dico la cosa del reflusso, faccio la prova e ti no, dico. Va bene, sì, ma sì, la puoi mandare pure domani mattina. Te la mando. Sono sicuro al 100% proprio. Te la mando. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. Applauso. E vai. Qui con me un ragazzo molto grazioso, Stefano Rapone. Ciao. Stefano, come va? Bene, sono un po' emozionato. Sì, dai, ti dico la verità, pure io prima stavamo nel backstage a dire comunque, non capita tutti i giorni. Dai. Infatti, bello, sì. E a parte questo, che periodo è? Ma bene, si lavora, si fanno le solite cose. Tu che dici? Ma tutto a posto, sto lavorando un po', sto scrivendo. È un periodo oggi, sto scrivendo lo spettacolo nuovo e quindi faccio ricerche, faccio cose. E mi sono un po' chiuso su sta cosa che adesso il governo vuole fare, che per accedere ai siti pornografici ci sarà bisogno di inserire lo SPID. Ah sì, io già ce l'ho. Stranissimo. Come già mi hanno fatto così, sì. Ah, già ce l'hai? Già sono rientrato in quelle persone che testano per questa cosa, è brutto. Io ogni volta devo mettere lo SPID. Cioè, è una brutta cosa. Io ogni volta che entro nel sito dell'agenzia delle entrate c'ho un'erezione. Questa cosa qua che mi crea problemi, quindi non voglio più vedere la pornografia. Cavolo, però pensa che a me il governo mi ha contattato infatti per creare dei video pornografici che si possono vedere senza mettere lo SPID, quindi dei video approvati dal governo, quindi sto girando un po' sto periodo qua. Perché ho girati alcuni di video che ci puoi accedere senza lo SPID, quindi chiaramente un po' diversi. Anche il governo vuole che diano una spinta verso il fare figli, sai, per la crisi demografica. Certo. Sì. Che video hai fatto? Allora, per esempio, ce n'è uno. Girati tu, li ho girati. Ce n'è uno in cui, l'idraulico arriva a casa, trova una donna sola e le illustra qual è la tipologia del problema, le fa un prezzo onesto, però poi lei si accorge che non ha i soldi per pagare e gli dice: oddio, posso fare, come possiamo fare? Adesso non ho soldi per pagare. E lui le dice: guarda, non ti preoccupare, me li mandi più tardi, tanto io mi fido. E l'ultima scena è l'idraulico che sta a casa sua con la moglie e le fa vedere la notifica che gli è arrivato il bonifico e sorridono. È una bella cosa. Tutti i figli intorno: bravo papà. Lui fa: adesso le mando subito la ricevuta. È una bella. C'è anche quindi la ricevuta. Questi video qua sto facendo. È bello. Poi che altro hai fatto? Che non si vede mai quando fanno sesso, in effetti, però si capisce, cioè, da come sono contenti, rilassati. Solare hanno tanti figli, certo. Si vede che è una bella coppia, ognuno fa l'amore col rispettivo marito o moglie. Sì. Poi ce n'è un altro della matrigna che si accorge che il figliastro adolescente ha dei pensieri, insomma, un po' delle fantasie, dei pensieri un po' impuri, e quindi entra in camera sua, gli si avvicina e gli dice: guarda, è assolutamente normale fare questi pensieri alla tua età, però se vuoi ne parliamo. E lui dice: grazie, ok, parliamone. E quindi ne parla in modo maturo, consapevole. Lui le spiega anche come fare la lavatrice senza rimanere incastrata dentro, che è una cosa, dice, capita spesso. Vedi, basta che usi solo le braccia e non entri con mezzo busto dentro. Certo. È molto semplice, mamma. E lei fa: non mi avevi mai chiamato mamma? E lui dice: lo so, ma mi sento pronta a chiamarti mamma. E lei dice: figlio mio, e si abbracciano. Bellissimo, fa anche piangere, No, ma è molto carino questo anche. Sì. E poi l'ultimo è più un corto, diciamo, c'è una ragazza bianca che viene circondata quasi da 5 ragazzi afrodiscendenti sudati, poi si allarga l'inquadratura e si vede che lei è la loro allenatrice di basket. Loro erano andati vicino durante il time out, lei gli spiega delle tattiche assolutamente brillanti, loro le seguono e vincono la partita da squadra. Li voglio vedere assolutamente. Sì, sono certo. Già tutto un fremito. Il problema è che ce li ho sul computer e non so come fare a renderli fruibili per le persone, capito? Ne puoi mettere su un floppy, li facciamo girare. Non c'entrano su un floppy, no. A me servirebbe una piattaforma che mi rendesse in grado di mettere queste cose online, diciamo, quindi di crearmi un sito
in modo veloce, facile, con pochi passi, pur non avendo io le competenze informatiche di programmazione, capito? Non esiste una cosa del genere. No, mi sa che non esiste. È possibile. Ping! Aspetta, mi è arrivata una mail. Oddio, praticamente c'è scritto: ciao Daniele, siamo il governo, ti stavamo ascoltando dal cellulare come facciamo sempre con tutti. Guarda qui, e c'è una parola, un iperlink, c'è scritto solo Hostinger. Ma che bella parola, che è, come sempre me lo scordato, la crasi tra Host e Ratzinger, esatto. Le due cose più belle. Aspetta che ci clicco. Wow, ma Hostinger ha tutto quello di cui ho bisogno. Mi dice anche che una volta creata la versione base potrai modificare in modo intuitivo, grazie all'AI, tutti gli elementi presenti all'interno del sito e creare testi e descrizioni, che era praticamente quello che stavo per dirti io. Usando il codice Tintoria tutto maiuscolo dal link in descrizione c'è uno sconto del 10% su tutti i piani, con incluso un dominio gratuito, strumenti AI, assistenza clienti disponibili 24/7 e molto altro. È pazzesco, c'è proprio tutto quello di cui ho bisogno io. L'unica cosa che non mi spiegano è: ma come si farà poi ad accedere a questo sito? Non vorrei che fosse in qualche modo difficoltoso. Guarda, ho fatto una ricerca molto estesa adesso in questo momento, e per entrare in questo sito devi fare lo stesso gesto che utilizzi per dire che hai 18 anni quando vai nei siti USE. Cioè? Alla fine basta un click. Molto bene. E anche questa sera cosa l'abbiamo fatta. Siamo ricchi anche oggi. Ma non è certo grazie alla vecchia pornografia se siamo arrivati a fare tutte queste puntate. Certo, non è neanche grazie ai vecchi pontefici falsi che abbiamo. Non è certo fatto grazie a loro, cosa. deve essere grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di invitare ogni volta, certo. Quindi senza ulteriori indugi vi presento l'ospite di questa puntata, signore e signori, solo per voi, Carlo Verdone. Grazie a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te di essere venuto a Tintoria. Stefano, che come dicevamo prima è un po' emozionato, si è preparato, mi sa, una domanda. Sì, come stai? Non c'è male, dai. Bene. Un po' stanco perché insomma sto facendo un po' di promozione per la 4ª e ultima stagione di Vita da Carlo, quindi mi muovo spesso. Roma, Milano, Roma, Milano. Ormai è il tragitto quello che faccio più spesso. E quando c'è la promozione è sempre una fatica abbastanza impegnativa, però sono cose che si devono fare in qualche modo, no? E quindi si fa. Sì. E questo si collega con l'altra domanda che si era preparato Stefano, che è praticamente un giornalista d'inchiesta. Esatto. E che hai fatto oggi? Allora, stamattina io mi sveglio presto, alle 8 sono andato a fare colazione col mio amico, lo scrittore Fulvio Abbate, che abbiamo il bar a Monteverde Vecchio, ci sediamo, spesso arriva anche Maurizio Ponzi, che si siede con noi e chiacchieriamo del più e del meno. Si parla di cultura, si parla di Fregnaci, si parla spesso di medicina, si parla di... però è sempre gradevole. Poi saluto Fulvio, compro il giornale, perché a me piace comprare ancora il giornale di carta, sono proprio un boomer, e torno a casa, fumo la sigaretta, dopo la sigaretta è chiaro che vado in bagno, dopo il bagno vado al computer, vedo le mail che sono arrivate, mi metto a leggere il giornale, ho fatto 3 interviste questa mattina. Poi il pomeriggio ho sentito il montatore che io promuovo una serie, Vita da Carlo, ma in realtà ho finito un film, questa è una follia, quindi domani devo andare al montaggio e vedere quello che è stato fatto. E quindi poi che cosa ho fatto? Poi mi sono visto dopo mangiato ho visto una bella partita a tennis tra Taylor Fritz e Alcaraz, e poi mi sono messo un po' a leggere, ho aspettato il momento per venire qua da voi. È stata una giornata, direi, abbastanza tranquilla, tutto una sommato. Bella giornata. Sì,
Ho una domanda. Dimmi. Con che fai colazione? Allora, dipende. Allora, se vado in un bar dove fanno ancora i cornetti come una volta, scelgo un bar di Via dei 420 dove c'è il vecchio cornetto con la marmellata, quella, no? Quelle standard fatte che sono pronti già ai 10 di sera, poi la mattina le mangi ed è gomma americana, no, per carità. Cornetti buoni in Via dei 420, o cornetto con la marmellata perché sono molto ghiottone, oppure un cornetto semplice, qualche volta con la crema, qualche volta normale, cappuccino scuro decaffeinato. Questa è la mia colazione. Bello. È abbastanza, Sì. dice un po' no, è una colazione di uno normale. No, è la colazione di noi italiani, cioè quindi è giusto che sia così. Io ho delle domande su Vita da Carlo che esce il 28 novembre su Paramount Plus. E è l'ultima. Sì, è l'ultima, anche perché credo di aver raccontato talmente tanto su di me, perché con la Vita da Carlo è chiaro che ha delle cose vere, diciamo che il 60% sono cose vere, il 40% è ovvio che è romanzato, però anche nel romanzato c'è sempre l'origine che parte da qualcosa di vero. Sì. Io dopo 4 anni francamente ho raccontato tutto, quindi non avrei più altro da raccontare. Questa stagione qua si apre, a proposito di cose vere, cioè tu interpreti un te stesso. Questa stagione si apre con te che vivi un disamoramento verso il lavoro, ti isoli da tutti, non vuoi sentire niente e nessuno, non rispondi alle telefonate, stai da solo, non lavori più. Ce l'hai avuto effettivamente un periodo così? No, francamente no. Forse c'è stato un periodo, quando uscì un film dal titolo C'era un cinese in coma, che uscì a fine aprile, che era una data veramente che in genere è molto negativa per il cinema, che comincia a arrivare il sole, la gente va male a mangiare il pesce, i cinema si cominciavano un po', io parlo del 2000, che quello è un film del 2000, quindi ebbi una temperatura di 32 gradi a Catania, 30 gradi a Roma, le cose eccetera, un film che con un titolo un po' oscuro, C'era un cinese in coma, una commedia cattiva, molto cinica, che francamente a me piaceva molto, era un po' una sterzata che avevo dato al mio modo di fare il mio modo di scrivere i film, era una commedia veramente cattiva, un umorismo un po' nero. Quel film non ha perso, ma è rimasto uguale, cioè nel senso che è andato in pareggio. È l'unico film mio che non ha incassato qualcosa in più al botteghino. Poi con la vendita con le varie televisioni il film è andato avanti, è andato bene e alla fine i soldi qualcosa l'hanno guadagnata. Però quando sono stato attento a vedere i risultati dell'andamento del film, soprattutto nei weekend, e mi rendevo conto che io quei risultati là, i weekend non li facevo mai. Là si parla di 1,9 milioni un weekend, 1,7 milioni, 1,4 milioni, ma quando mai l'ho fatti? Ho capito che quel film era forse l'unico vero film debole della mia carriera. E là sono rimasto 2 settimane un po' in silenzio a riflettere e ho detto, ma i casi sono 2, o non è piaciuto il film, oppure io ho stancato il pubblico, perché era possibile, io è dal 1980 che lavoro, quindi erano 20 anni. Allora ho detto, ma sono stancato il pubblico e non lo posso sapere, ma è possibile? Forse la cosa migliore è come si fa a vincere una battaglia. Ho detto, non partecipare alla battaglia. E quindi mi sono preso 2 anni sabbatici in cui ho preso i miei figli e mi sono messo a viaggiare. E siamo andati in America, siamo andati in Medio Oriente, siamo andati in Canada, siamo andati ovunque. E io con i miei 2 figli che finalmente... e loro ancora oggi mi dicono, noi ti ringraziamo di aver fatto il cinese in coma perché finalmente ti abbiamo avuto finalmente come padre. Dico ragazzi, ma io faccio un lavoro che purtroppo mi porta via dalla mattina alla sera,
No, però tutto questo periodo è stato nostro, senza che la gente ti fermava, le cose. Quindi alla fine ha avuto un significato pure, diciamo così, il successo relativo del Cinese in coma, quindi per loro è stata una grande cosa. Poi il tempo passa e questo film va in televisione, viene visto, rivisto e gli ascolti non erano per niente male. Un giorno in treno faccio un viaggio con Tony Servillo che mi dice: io ti devo dire una cosa che da tanto tempo non te la volevo dire, ma sai qual è il tuo miglior film? C'era un cinese in coma. Mi dico: ma tu mi fai felice, Tony, io lo faccio vedere a mio figlio per fargli capire i tempi di recitazione, tu hai dei tempi. E là mi fa una scena, mi imita una scena di un albergo dove io vengo incatenato da una ragazza che per fare cose, e là è molto divertente la cosa, insomma. Quindi era divertente per i miei tempi, effettivamente era una scena molto ben riuscita. Allora, lui e Paolo Sorrentino erano innamorati tutti e due del C'era Cinese in coma. Da là ho capito che il film non era brutto, ma che doveva essere in qualche modo digerito, perché era un film diverso, non è quei film che rimani con le battute che rimangono nell'immaginario collettivo come Famo Strano, le cose. No, era un film completamente differente. Però io sono contento di averlo fatto. Oggi, tempo fa l'ho rivisto e devo dire che ero orgoglioso di aver tentato una strada così difficile, così coraggiosa per certi versi. E poi ho fatto passare 2 anni, mi sono ripresentato in punta di piedi con Ma che colpa abbiamo noi, film corale, non mi sono messo subito in prima fila, ma ho mandato quasi avanti tutto il gruppo di attori e piano piano poi è arrivato L'amore eterno finché dura, poi è arrivato Il mio miglior nemico, poi è arrivato, e alla fine siamo tornati insomma, al successo di sempre o quasi, insomma, quindi. Però nella carriera di un attore, di un artista ci sono questi momenti qua. Però devo dire la verità, ho sempre preso con filosofia questa cosa qua, perché ci sta anche che un pubblico si può anche stancare. Quindi bisogna metterlo sul piatto della bilancia, bisogna essere umili e cercare di capire se si sono veramente stancati di te oppure c'è bisogno di una pausa, perché io sono sempre stato un tir che sempre buttato fuori film di media ogni anno e mezzo c'era un film, e allora fermarmi 2 anni è stato secondo me salutare. Sì, no, c'è un'altra domanda un po' correlata. No? Beh, tu diciamo nella serie c'è anche Alvaro Vitali, diciamo sì. Tu sei il penultimo attore comico con cui ha girato Alvaro Vitali prima che ci lasciasse. Sono l'ultimo. No, l'ultimo so io. Sì. E che film hai fatto? Ho fatto uno sketch, non era un film. Però ci tenevo a dire questo. No, perché mi dispiaceva, volevo essere io l'ultimo. No, so io. Però è stato molto bello anche per me. È stato bello anche vederlo lì perché comunque era stato negli ultimi tempi un po' messo da parte. E volevo chiederti come mai anche tu hai scelto come me appunto di coinvolgere. Quando ho letto sui giornali le sue lamentele, il suo dolore, il suo dispiacere che era stato così dimenticato dal pubblico, un po' ho pensato, era ovvio, insomma, quei film di Pierino erano frutto di un periodo molto ben determinato, definito, il pubblico è cambiato, quel genere di commedia è una commedia molto vecchia, però io Vitali lo amavo molto perché era sempre una figurina presente in alcuni film di Fellini, quindi nel Teatrino della Barafonda, in Roma, in tanti film, nei Clown c'era, nel Satiricon, ogni tanto appariva Alvaro Vitali. Alvaro Vitali mi riportava al grande cinema felliniano. E quando ho letto quella triste intervista, ho detto: ma quest'uomo bisogna aiutarlo, perché la faccia ce l'ha, è una faccia molto singolare. Qualora un domani mi venisse un'idea, e stavo appunto girando la serie, e io la seconda stagione gli offrii una parte importante, però era già ammalato e lui era in dialisi, quindi aveva un problema che
per 2 giorni dopo la diagnosi non aveva le forze per recitare. Io ho detto Alvaro, senti, io andrò avanti 3, forse 4 volte con la serie. Stai tranquillo che una cosa la faremo. Ma non me lo prometti, ma poi mantieni la promessa, te prego. Alba, tu cerca di stare bene, curati bene e poi cercheremo di trovare una cosa. Io l'ho trovata in questa quarta e devo dire che è stato anche un po' emozionante per me, perché appare come un personaggio onirico, fra l'altro anche in bianco e nero, quindi per ricordare anche quel tipo Fellini di quell'epoca. Ed era una persona veramente molto, molto carina, molto deliziosa. Era una biblioteca di aneddoti che ci aveva Alvaro Vitali, sono irraccontabili, perché se io vado a raccontare una cosa del genere dice ma non è possibile, ma chi quello, ma chi quello, ma hanno fatto quello, quello che non ho saputo e resterà sempre dentro di me perché erano segreti. È una cosa, però lui l'ha vissuto proprio il cinema di Cinecittà, hai capito? E poi la cosa divertente è che era su una settimana, mi ha detto lui 3 giorni a settimana era invitato da cena da Fellini, lo voleva sempre al tavolo perché mi mette allegria, quella faccetta da pupazzetto, mi chiamava pupazzetto, hai capito? Però a me mi stava bene, si mangiava bene a casa dei Fellini, quindi sono contento. Poi sono stato l'unico ad andarlo ad omaggiare veramente quando è morto. È un po' così il nostro mondo. Io non parlo di quelli ma più che altro quelli che hanno lavorato con lui, c'è ancora, ci sono delle persone vive, come, ma forse sarebbe stato doveroso, no? In qualche modo, anche se ha fatto, perché faceva dei film di basso livello, i Pierini. No, importante è la persona com'è, no? Lui aveva un carattere buono, era un galantuomo, era una persona molto, molto buona, con un grande cuore, era molto sensibile. La serie, questa quarta stagione, si conclude con un monologo di Alvaro Vitali. Si conclude ed è molto, molto emozionante. Non vi dico perché, però fa venire qualche lacrima. No, dicevo era collegata perché no, giusto. Facciamo l'applauso a Alvaro Vitali. No, dicevo era collegata a quello che dicevi prima perché nella prima apparizione, piccolo spoiler, c'è lui che ti dice devi tornare a Faride, sei troppo malinconico, queste cose qui. Ma dico, sono cose che tu, cioè riflessioni tue che hai messo in bocca a lui, o sono cose che ti dicono magari, cioè come mai hai fatto dire proprio quelle cose? Ogni tanto qualcuno mi dice ma a me devi... Una signora al bar, era uscita da poco La Grande Bellezza, stava bevendo il caffè e mi guardava male, in maniera severa. A un certo punto fa: signor Verdone? Prego signora. Io dentro di me, ecco che mo mi deve dare un soggetto, perché chiunque quelli che mi saluta hanno sempre il soggetto pronto, un copione. Dica signora, mi tolga una curiosità, ma che c'ha intenzione di fare un'altra Grande Bellezza lei? Ma non è un mio film quello. Vabbè, ma che faccia di fare un'altra Grande Bellezza? No, adesso non li faccia più quei film, noi abbiamo bisogno di ride, perché lei è il mio antidepressivo, o ho capito o non ho capito, senza che effetti collaterali, perdono, ce faccia ride, la vita è già tanto una merda, proprio così. Dico signore, ma parliamo di un film che ha fatto Oscar, ma che ci frega dell'Oscar? Ah, risata, è importante, oggi il mondo è brutto, ci serve da ride. Va bene. Vedi, c'è questo tipo di pubblico che proprio è terra, però li capisco. Quindi quando vedono i vecchi film con Sorella, con Brega, con le battute, con Ivano, con Jessica, gli piace. Quindi, però quello è frutto anche di un periodo andato, la mia maschera è cambiata, se io mi mettessi a fare una cosa del genere il pubblico volterebbe giustamente le spalle, non lo posso più fare.
magari arrivasse qualcuno che sa intercettare qualcosa della realtà oggi e la sa riproporre, come ho saputo riproporre io quei personaggi, quel periodo. Oggi il mondo è molto cambiato, è molto difficile interpretare la realtà oggi e far ridere, perché la gente ha voglia di ridere, ma allo stesso tempo non c'è niente da ridere oggi, e questo è il problema. Quindi bisogna avere quella sensibilità, quell'ironia di toccare alcune corde con molta delicatezza e cercare anche al limite un bel sorriso. Paolo Cortellesi ha fatto un bel film, buon film secondo me, bello, tutti attori perfetti, l'ha diretti molto bene, ma c'è più che la risata, era un sorriso, era un film molto piacevole, molto gradevole. Questo il pubblico vuole, in qualche modo. E quindi vabbè, poi sulla grande bellezza ovviamente non sono d'accordo con la signora, perché La grande bellezza per me è un bellissimo film, Paolo l'ha girato nel migliore dei modi, e il fatto poi che ha avuto anche l'Oscar, insomma, è un giusto premio che si merita. A tal proposito, nella serie c'è anche un ritorno alle tue origini, perché tu, e poi abbiamo finito con i mini spoiler, ma sono tutti dell'inizio, vai a insegnare al centro sperimentale. Al centro sperimentale ci sono tutti questi giovani aspiranti registi con cui tu hai una sorta di conflitto di vedute, anche di visione artistica, umana. È un conflitto con i nuovi registi che in qualche modo senti effettivamente, magari non tuo, però ti sembra che ci sia una sorta di contrasto tra i giovani che si affacciano alla regia? No, non c'è contrasto, anzi c'è curiosità da parte mia. Io sto attentissimo ai giovani. C'è un premio a Lecce intitolato a mio padre, il premio Mario Verdone. Noi lo diamo alle opere prime, io e i miei due fratelli. È un premio che ha una sua piccola importanza, a parte il fatto che tutti quelli che l'hanno vinto sono persone che adesso fanno film, i Di Innocenzo, la Nicchiarelli, e abbiamo veramente avuto tanti registi importanti che poi hanno vinto poi anche il David. Io non ho avuto nessun contrasto, però mi sono messo lì come uno di un altro tempo che si scontra con un linguaggio nuovo, con un modo di pensare nuovo. Mi accusano sempre, c'è subito una studentessa e mi dice che io sono il simbolo del patriarcato con i miei film, e subito mi fa a pezzi e mi incomincia a elencare tutte le cose politicamente scorrette che ho fatto per ridere. Però una che mi parla con i termini woke, e quindi anche là quindi entro in un mondo che è distante da me, e là è molto divertente, a parte il fatto che questi ragazzi sono stati bravissimi, sono tutti attori di 20 anni, 25, 27, 28, molto molto bravi, e li vedrete che hanno interpretato appunto gli studenti del centro sperimentale. Però questo fatto di fare l'insegnante loro, che è una cosa che fra l'altro mi piacerebbe anche, è stato molto coinvolgente, molto divertente. Poi anche lavorare con loro, perché poi alla fine loro erano un po' così anche. No, non c'è conflitto, anzi c'è interesse da parte mia nel vedere come si evolve il mondo. Io non so ogni tanto dico se stava meglio prima, ritorno agli anni 60, le cose, però in realtà non bisogna guardarsi troppo indietro, bisogna guardare avanti, anche se il mondo ci piace un pochino meno, anche se c'è meno leggerezza rispetto a prima, però bisogna cercare di capire anche le problematiche dei ragazzi. Oggi i ragazzi hanno veramente dei problemi enormi, a cominciare dal lavoro, orizzonti che non sono molto chiari, un medioevo senza orizzonti, sembra questo qua, stipendi bassi per il ceto medio basso, ancora più bassi, e questo impedisce di fare figli, di fare le famiglie, perché costa tutto. Quindi è un futuro che lo vedono come una minaccia certe volte, quindi vanno compresi con le loro nevrosi, con le loro solitudini, con le loro cose. Certamente andrebbero un po' scossi ogni tanto, perché i social, il computer va benissimo, gli smartphone, tutto quello che... Però poi alla fine è molto importante il rapporto umano, capito? Se diventa troppo telematico la cosa, allora non è più... Ti senti sempre solo, hai capito, alla fine. Credi di avere tanti amici, ma in realtà hai soltanto dei nick, delle conoscenze. Invece è molto importante il rapporto vis-à-vis. Quella secondo me è la cosa fondamentale.
Però capisco il momento che stanno vivendo, però la colpa non è neanche loro, la colpa è dei noi vecchi, insomma, non certo né mia né di altri, però di chi comanda, di chi ha in mano l'economia, perché alla fine quanti credi che siano i ricchi nel mondo? Saranno 12.000, non di più, che hanno in mano tutto e loro stabiliscono alcune regole, però regole che poi vanno a penalizzare il 99,5% della popolazione mondiale. E i giovani oggi dobbiamo in qualche modo invece salvaguardarli, perché devono avere una speranza, devono avere un futuro, devono avere anche la voglia di coltivare una passione e di riuscirci o meno, però intanto di entrare dentro un sistema creativo, no? Oppure qualcosa che a loro piace, però vedi che per esempio certe facoltà oggi non le frequentano più, per esempio gli studi umanistici sono molto importanti per parlare, per scrivere, per le cose, però rendono poi poco, che dici che faccio, l'insegnante, il professore, invece c'è bisogno, oggi molti manager vengono presi soprattutto dagli studi umanistici, hanno scoperto che sono migliori di quelli che vengono dalle cose scientifiche e poi gli fanno dei corsi chiaramente per farli entrare un po' nel meccanismo, ma chi ha invece lo studio umanistico è molto molto importante, però è un momento difficile, ecco, questo sicuramente sì, anche per chi fa cinema, anche per chi scrive, è complicato, è molto molto difficile, però bisogna sempre osservare la realtà, guardare i tic, le fragilità del momento, i difetti e cercare con buon gusto, una certa ironia di metterli poi sullo schermo o in scena. Credo. Ci riesci ancora? Cioè, mettersi da una parte a guardare le persone, a guardare i tic, i comportamenti, comporta essere un po' invisibili. Tu non sei più invisibile da tanti anni. Riesci comunque ancora a metterti da una parte e guardare le persone? È tanto difficile. Io, come ho raccontato da Fazio l'altra sera, io la mattina mi sveglio presto, quindi ho sempre il mio giretto che faccio, però mi rendo conto che il giornalaio è ancora romano, Armando, mi fermo a parlare con lui, e con lui di che vuoi che si parli? Da Roma, come ha giocato a Roma, Gasperini, le cose, manca il centravanti, manca alla destra, manca alla sinistra, le cose. Però e poi qualche pettegolezzo sul quartiere. Poi passo dal fioraio egiziano, che è un mio grande fan, che si chiama Magdi, e ogni volta che mi vede, tu mi adori? E lo vedi che è una cosa reciproca? E allora Magdi è diventato famoso perché si chiama Magdi e ha chiamato Furio un suo lavorante, in modo che vabbè. Poi c'ho quella della tintoria che è algerina, pure quella è una grande ammiratrice, cioè c'ho tutti, poi c'ho l'idraulico rumeno, poi molti non sono romani, però ormai viviamo in culture diverse, c'è poco da fare, quindi però tutte persone molto affettuose, brave, oneste, molto. Mi fa piacere andarli a trovare la mattina e loro sento che mi vogliono bene ed è difficile anche pagargli il caffè perché mi vogliono sempre pagare loro. Adesso un po' di tempo che vado io prima, lo sistemo col bar, sistemo la cosa in modo perché se lo meritano in qualche modo, dai, su, mi hanno pagato 50 caffè. Dici 51 è un buon punteggio. Dai, porca miseria. A noi piace, scusami. Quindi no, per rispondere alla tua domanda, è difficile. Vedi, mi sono ridotto andando alla farmacia dove c'è un paravento dove mi metto dietro, dove si misura la pressione e quando hanno finito i farmacisti di servire i farmaci al banco vengono dietro e mi misurano la pressione. Io dico fate con calma, quel fate con calma è perché mi piace sentire la gente, quello che chiede, i sintomi che c'ha, mi faccio un'idea, qualcuno gli ho dato delle buone dritte risolvendogli il caso
Sono stato bravo, mi hanno fatto anche dei regali, chi mi ha regalato una crostata, chi mi ha regalato una sagra fatta da lui, chi c'è un libretto con grazie Carlo, che io ho scoperto il motivo di un disturbo, eccetera. Non c'era arrivato il farmacista e sono arrivato io. Vabbè. Comunque, però poi si mettono a parlare del condominio, si cominciano a parlare del marito che non lo sopportano, poi si cominciano a parlare del figlio che gli dà problemi, cominciano a parlare della figlia che si sposa. Alla fine, da dietro quel paravento, incomincia a sentire tutta un'umanità, certamente di quartiere, però è gente del popolo, è gente semplice, mi diverte molto e sento, certo, giovani pochi, sono tutti mezza età o anziani, soprattutto la mattina, i giovani che vanno a fare in farmacia. Ma scusa, ma tu quando quindi esci da sto paravento, questi dicono, cioè, che reazione c'hanno? Vedono Carlo Verdone che fa la diagnosi, cioè che come reagiscono in genere? Allora, l'ho raccontata, me la riracconto, allora, perché è stata la più eclatante, questo è stato un grande... Allora, c'era una signora che tossiva io penso da 4-5 mesi, non poveretta, era non ne poteva più, c'era proprio una tosse asmatica ormai. Allora sentivo il farmacista che gli diceva: signora, ma una broncoscopia, ma mi hanno detto di no, ho fatto tutte le TAC, eccetera. Allora a un certo punto io esco fuori, dico: signora, signor Verdone, sono interessato alla sua tosse. Ma che può capire, sono 6 mesi, ho girato tutti i medici. Parliamone insieme. Che farmaci usa? Che farmaci usa? Userà un beta bloccante? Dico, c'ha un'età, signore, li prendo pure io i beta bloccanti. Sì. Prenderà qualche antipertensivo? Sì, ecco. Quale antipertensivo prende? Prendo, adesso non mi ricordo, non si ricordano mai i farmaci, poi è un disastro. Allora, a un certo punto gli ho detto 5-6 nomi, a un certo punto gli dico un ACE inibitore. Signora, forse siamo riusciti a trovare la causa della sua tosse, lo sa? Ma che davvero? Sì, perché anche io quando ho iniziato per la pressione prendevo l'ACE inibitore come lei, anche se ne prendevo 2,5, lei lo prende da 5. Quello nel 40% 30-40% dei pazienti dà la tosse, che inizia la mattina e finisce il pomeriggio. Esatto! Allora adesso noi lo cambiamo e lo sostituiamo immediatamente. Sono andato io nel cassetto, ho tirato fuori un sartano e lo sostituiamo con questo. Ma io devo avvertire, non devo avvertire nessuno, perché se da domani mattina questo, facciamo una prova, se la tosse va via, il colpevole era questo, che era è un ottimo farmaco, per carità di Dio, però in alcuni dà la tosse. 2 giorni dopo una grande crostata di albicocche, una bellissima lettera: signor Verdone, la ringrazio, lei non solo è un grande attore, ma è anche un grande medico. È stata carina. Allora, questo bigliettino lo mettiamo qua, in questa... Poi sono sempre maggiori, stando dietro quel paravento, sento delle cose veramente incredibili. Uno poveretto che aveva un bruciore tra le natiche, che non ne poteva più, ma che si grattava la notte, si grattava, e vedevo proprio uno che non diceva: no, io sono 7 giorni che non dormo, io quelle unghie mi sto a scarnificare tutto, ma che devo... Ma io che ne so, che gli ha detto? Mi hanno dato l'antivirale, hanno detto che è il fuoco di Sant'Antonio. Io ho detto: ma il fuoco di Sant'Antonio mica fa questo, il fuoco di Sant'Antonio via alla schiena, via la spalla, può venire, ma non viene tra le natiche. Io che so un po' di medicina lo so. Allora a un certo punto dico: scusi, abbia pazienza, venga qua, se fidi di me. Cioè, signor Verdone, che devo fare? Se deve tirare giù i pantaloni. No, ma che ma io mi vergogno, mi faccia vedere un attimo. Veramente, possiamo arrivarci alla causa. Malvolentieri, quasi un po' incazzato, ma alla fine l'ha fatto. Mi è bastato 3 secondi. Io ho detto: deve cambiare medico lei. Perché? Questa è una banale intertrigine micotica. Cioè, c'è un fungo, c'è una candida, che antivirale, che fuoco di Sant'Antonio.
Allora immediatamente ho chiesto subito l'antimicotico al farmacista, gli ho detto cominciamo con impacchi di acqua borica il primo giorno e poi partiamo con questo che c'è un po' di cortisone, dopo 4 giorni lo levi e continui 15 giorni con questo. Al 4º giorno mi arriva un biglietto sul tavolo del farmacista, dice per lei, da quel signore che aveva il sedere rosso. Io la ringrazio, mi è tornato il culo come quello di un ragazzino, ha scritto. È una storia bellissima. È molto divertente. No, ma io poi mi sento, mi fa piacere, come se avessi vinto un David, capito? E infatti ti hanno pure dato la laurea honoris causa in medicina e chirurgia. A Bari me l'hanno data, è stata bellissima, è stata la prima vera laurea, perché quella di Napoli era una cosa per simpatia, insomma così. Ma invece questa? No, questa ha proprio un suo valore, nel senso che non posso fare ricette, non posso prescrivere, però posso chiamare un medico e dire caro collega, secondo me, sì, caro collega, per carità, io posso scrivere dottor, professor Carlo, come no? Però non posso, per esempio, dare determinati farmaci, da banco sì, ma i farmaci quelli un po' seri così, tipo quelli che ho detto prima, quelli un po' no. da battaglia. L'antimicotico lo posso dare, ma non lo posso dare, ecco. Vabbè, tanto gliel'ho dato uguale. E quindi mi piace tanto, mi diverte questa cosa. Io ho una domanda. Prego. Io ho un po' di reflusso. Che mi consigli? Ti consiglio di prendere, non come dicono tutti quanti, la mattina presto, appena ti svegli. Avrebbero ragione, perché la mattina presto c'è il flusso gastrico che è maggiore, c'è molta acidità. Come ti svegli ti fanno prendere o l'omeprazolo o il pantoprazolo. Io consiglio sempre invece alle 6:30 di pomeriggio, ma devi stare a stomaco vuoto, di prendere o l'omeprazolo o il pantoprazolo. Lo prendi e dopo 2 ore mangi, ceni. Perché ti dico alle 6:30? Perché saresti più coperto durante la notte, che è un momento un po' tu fino alle 6:30 del giorno dopo sei copertissimo. Quindi se c'hai il riflusso classico, pantoprazolo 40 mg, omeprazolo 20 mg. Per quanti giorni? Quanti giorni? Come? Quanti giorni più o meno? Beh, no, che quanti giorni? Devi fare un periodo, per esempio questo è un periodo autunnale e invernale, dovresti farne perlomeno 2 mesi, perlomeno. Ammazza, sì, tanto. Sì, no, si fa così. Ok. Poi per l'inverno così, lo passi normale, poi quando arriva la primavera ti ritornerà e altri 2 mesi, poi arriva l'estate e non prendi niente. Sono le mezze stagioni che fanno, a meno che non c'è un nagliatale. Io questo non credo, questo non credo. No. Invece, ultima domanda, una curiosità mia su questo argomento. Io sono appassionato, io la sera mi metto là dietro il mio tavolo e mi studio gli atti dei congressi. Ci sono un sacco di amici, io non ho molti amici nel campo dello spettacolo, non si fa grande amicizia da noi, io ce n'ho 4-5 del cuore, per carità, però in genere no. Io ho molti amici medici, ho molti amici anche meccanici, elettrauti, avvocati, ma i medici tanti. Ogni volta che loro vanno a un congresso medico su un argomento che mi interessa, gli dico, mi porti gli atti del congresso? E loro mi portano gli atti del congresso tradotti e io me li studio e quindi piano piano la mia piccola cultura, piccola, è diventata media come cultura, buona, ma la faccio sugli atti dei congressi, non sulle enciclopedie da 4 soldi. Ecco. Io adesso ho una tendinopatia al ginocchio sinistro. Una tendinopatia? No, però sto facendo agopuntura. Ero curioso di sapere se avevi anche frequentato, bazzicato, ti hai richiesto. Guarda, vedi che c'ho all'orecchio, c'ho 2 aghi infilati, questi sono per mantenere il lavoro fatto. Come te senti? Ti dico la verità, molto meglio. E allora prosegui. Perfetto. Prosegui, non so di quelli che ti deve dare la medicina, anche perché poi che medicine dai sulla tendina? No, infatti ce l'ho da anni ormai. Devi fare fisioterapia e prova se ti fa bene l'agopuntura. Io molto sollievo. Non sono affatto contrario, no, per carità. No. Grazie dottore. Prego. Che a tutti gli effetti. Non mi disturba affatto, si figuri.
A noi piace anche tornare un po' indietro. Però alle vorrei dire una origini. cosa, Certo. scusate, prima. Certo. Non è che a Bari, di fronte a certi cervelli della medicina, non è che mi danno una honoris causa perché magari ho risolto quel caso o altri molto più complicati. Non mi sarei mai messo a dire una cosa del genere di fronte a quei medici. Io credo che me l'abbiano dato per due motivi. Per il fatto che ho fatto molto a livello promozionale, per a livello di presenza in reparti oncologici, soprattutto infantili, per allietare un po' i bambini, per distrarli, soprattutto per la prevenzione nei cancri del colon retto, prevenzione anche con le donne, con il seno alla mamma. Cioè c'è la mia fotografia a Regina Elena in cui invito le persone a fare prevenzione, perché quella è veramente importante. Ne ho fatte talmente tante su tante malattie rare, soprattutto in Africa, per l'Africa, malattie africane, quindi da aiutare, da dare un piccolo contributo, che credo che me l'abbiano dato per quello, e me l'hanno dato anche perché ormai, io non l'avrei mai detto, ma l'hanno detto a Bari, ho costruito personalmente, per i miei soldi, un centro di maternità nel Malawi, dove era un posto dove le donne che partorivano il 60% perdevano i figli, ed era una cosa veramente inaccettabile. Gli mancava tutto. Costruzione del centro di maternità, in più pozzo artesiano per dargli l'acqua. Adesso ci sono 7 medici là dentro e mi hanno detto dobbiamo dare un nome, dico chiamatela col nome di mia madre, e si chiama Casa Mamma Rossana, e quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere. Quindi loro l'hanno saputo e quindi me l'hanno dato questo honoris causa, più per, non per queste cose, no, per delle cose più concrete. Ho dato il volto per la prevenzione, per tante cose di assistenza che ho fatto anche a dei malati anche terminali, con molto coraggio, però alla fine mi sono reso conto che era una cosa importante, ma era importante anche per me perché mi ha fatto capire l'importanza del mio lavoro, quanto posso essere utile io come farmaco, anche se duro 1 ora e 3/4, il tempo di un film, 2 ore, magari durante la terapia del dolore. Quindi tante persone mi erano grate, però loro mi hanno commosso e mi hanno fatto capire che il nostro è un lavoro molto importante se fatto seriamente. Quindi per questo, ecco, basta, chiusa parentesi, per dire no, quanto so bravo a diagnosticare, no, quello non lo direi mai, per carità. Noi eravamo in estasi comunque sia, Sì, quindi sì, diciamo non siamo medici, però con le diagnosi ci avevi già rapito. Tra 2 mesi ti mando una crostata, se questa cosa va bene. Me mandi? Una crostata se va bene, dico la cosa del reflusso, faccio la prova e ti No, dico. va bene sì, ma Sì, la puoi sì. mandare pure domani mattina. Te la mando. Sono sicuro al 100% proprio. Te la mando. A noi piace anche tornare molto indietro Dai. nel percorso professionale degli ospiti che invitiamo, perché ognuno ha un percorso diverso. Mi incuriosirebbe parlare prima del cinema, prima della televisione, il teatro, cioè com'era il teatro romano dentro cui ti muovevi, com'era la scena dei teatri romani, che pubblico c'era, come si faceva come ti orientavi tu all'interno di quel mondo? Negli anni 70 vedevamo in tutta Italia, ma soprattutto a Milano e a Roma, tanti teatri underground, tanti teatri off, teatri sperimentali. Carmelo Bene ha cominciato al Beat 72, che te credi? Col Pinocchio, Nostra Signora dei Turchi, teatrale. Cantine, erano cantine, scendevi giù, 15 metri, 10 metri, un freddo cane, 30 posti, 40 posti, massimo arrivavi a 50 posti, e però vedevi degli attori nuovi. Allora mio fratello ebbe l'idea a livello universitario di creare una compagnia che si chiamava Teatro Arte. Era il 1971 e mio fratello, che faceva l'intellettuale all'epoca, prese un atto unico di Ingmar Bergman che si chiamava Pittura sul legno e lo mise su e mi chiese di fare il protagonista, che era lo scudiero Jons, va bene?
era un qualcosa tratto anche dal Settimo Sigillo, questa pittura sul legno. Poi molte cose furono trasferite nel film di Bergman. E feci questo personaggio, ma non era un personaggio comico. Diventò comico lo spettacolo quando si ammalarono. Era uno spettacolo serio, dove c'erano dei poveracci, erano 10, 11, 12 spettatori, quei cappotti, con il fumo che usciva dalla bocca, una cantina gelida in via Cavour, che si chiamava Il Cenacolo, e guardavano sto spettacolo, andavano via, ma era uno spettacolo serioso, fino a quando un giorno si ammalarono per il freddo 3 attori. A quel punto panico, perché quel giorno c'erano 25 spettatori, che già ci sembrava una cosa enorme. Luca disse: oddio, ma questi con l'influenza, quando... Allora gli dissi, un atto di coraggio folle, dissi: Luca, ci penso io, te li faccio io i personaggi. Ma che basta che Pierluigi mi dà le battute là da suggeritore, qualcosa mi ricordo, te li faccio io. La donna la faccio con questo straccio, me lo metto qua, la cosa. Quell'altro scudiero lo faccio, mi dai quella palandrana, cosa. Quell'altro la morte te lo faccio col mantello nero, le cose. Te li faccio tutti io cambiando le voci. Ma veramente, ebbe un successo tale, quella cazzata di spettacolo, che non una cazzata, insomma, era una cosa universitaria fatta veramente proprio in maniera un po' dilettantesca, diciamo la verità. Ma ebbe un tale successo, più che lo spettacolo, sto Carlo Cordone che non si sapeva chi era, che faceva tutti questi personaggi, e alla fine si sparse un po' la notizia, quindi diventò finalmente pieno, 50 persone, chi le aveva mai viste? Quando tornarono gli attori che erano quelli dall'influenza, ne volevamo più. No, c'è Carlo che fa: come Carlo? Ma noi abbiamo messo il nostro entusiasmo, ma che fa lui? Sì, alla fine. E quindi era il periodo delle cantine. In quegli anni 70, già era cominciato alla fine degli anni 60, in quegli anni 70 Roma pullulava di saracinesche. Tu alzavi una serranda e c'era un teatro off. Alzavi in alta serranda e c'era un locale dove si faceva rock. Alzavi in alta serranda e c'era il folk studio o il St. Louis. Alzavi in alta serranda e c'era un posto dove di lettura si presentavano libri, si leggevano poesia. C'era molta cultura. Era il periodo anche dei cineclub. La mia cultura cinematografica, sì, grazie a mio padre, professore di storia e critica del film, andavo ogni tanto alle sue lezioni e vedevo dei film, ma per vedere un po' tutto quello che è successo nel cinema, io avevo una tessera che praticamente mi è durata, rinnovandola, qualcosa come 6 anni. Io in 6 anni andavo 5 volte al cinema a settimana e ho visto tutto, fino a quando poi abbiamo cominciato con l'underground, Andy Warhol, Yoko Ono, Kenneth Anger, Mario Schifano, Franco Angeli, Grigori Markopoulos, e poi piano piano siamo arrivati a Orson Welles, Pabst, Fritz Lang, Murnau, cosa. Piano piano Billy Wilder, e poi la commedia italiana. Quando iniziò la commedia italiana io fu là che vidi per la prima volta Alberto Sordi. Lo vidi al Film Studio, e quando vidi Lo Sceicco Bianco, quando vidi Vitelloni, mi innamorai e di Sordi e di Fellini. Infatti il Fellini che amo di più è il Fellini in bianco e nero, Bidone compreso, un film che è considerato il minore di Fellini. E praticamente tutta la commedia italiana l'ho studiata al Cineclub, al Film Studio, Cineclub Tevere, Azzurro Scipioni, Politecnico. E per me era bellissimo tutte le sere andare là e vedere un film, e tutta la mia cultura nasce lì. Poi mi sono iscritto al centro sperimentale, volevo diventare un regista di documentari, nemmeno fare l'attore non ci pensavo minimamente, e piano piano invece il destino ha voluto che mi indicasse un'altra strada e io la seguissi, anche spinto un po' da mia madre, che credeva molto in me come attore. E alla fine è nato Non Stop, da Non Stop Sergio Leone, da Sergio Leone i primi film e via dicendo. Infatti volevo chiederti appunto... Ti lascio con Stefano un attimo. Vai.
Devi andare a fare pipì. Sì, ti ricordi prima ho detto ci si può alzare, parlavo di me. Vai tranquillo. Dal punto di vista medico questa cosa secondo te che significa? Cioè che è un problema? No, non è prostata, deve aver bevuto tanta acqua. Tutto dici? Sì, penso di sì. Speriamo. No, Dici. in genere è la notte che viene, quelli che hanno la prostata, ipertrofia prostatica viene di notte, che ti addormenti alle 11, all'1 già stai a fare pipì. Subito. Quella è ipertrofia prostatica. Poi ti svegli alle 4 e proprio ipertrofia prostatica conclamata. Vabbè. Buono a sapersi questa. No, volevo chiederti appunto di Non Stop, cioè come sei arrivato invece dal teatro, cioè chi ti hanno notato, ti sei proposto tu per arrivare a Non Stop, come è stato il passaggio televisivo? Il passaggio è stato questo, che dopo il teatro universitario del Cenacolo presi in affitto su spinta di alcuni miei amici che mi sentivano fare le voci, le vocette di quartiere, un teatro underground che si chiamava Alberichino. Erano 2 locali, l'Alberico al piano di sopra, Alberichino al piano di sotto, in via Alberico II a Piazza Cavour. E in quel teatrino là di 50 sedie è avvenuto il mio primo debutto vero, con i borderò, con le cose, con la SIAE, col timbro della SIAE, con qualche liretta, proprio due lirette, che guadagnavo quasi niente. Però là si era sparsa la voce, già cominciavano a scrivere bene i critici. Quando il pubblico cominciò, dopo un articolo di Franco Cordelli che disse correte a vedere all'Alberichino questo nuovo comico che si chiama Carlo Verdone, effettivamente il teatro si riempì di tutti e 50 gli spettatori, 50 erano pochi ma 50 erano tanti per Alberichino. E da quel giorno le richieste furono talmente elevate che dissero al povero Paolo Poli che stava sopra l'Alberico a fare Rosmunda: Paolo, scusa, ti devi fermare a 15 giorni, dobbiamo far venire Verdone, c'ha troppe richieste. Si incazzò in qualche modo, però alla fine fu gentile, mi disse vabbè, più giovane si fa questo ed altro. E allora sono passato al Teatro Alberico e là con 110 posti ho fatto anche un secondo spettacolo, si chiama Rimanga fra noi, e là mi venne una sera a vedere Tullio Kezic e Sergio Leone. Sergio Leone era venuto con Kezic perché aveva sentito parlare di me e voleva in qualche modo vedere che cosa facevo. Mi vide e rimase con una bella impressione, anche Kezic, eccetera. Poi vennero anche 2 importanti personaggi della televisione, Bruno Voglino, un dirigente, ed Enzo Trapani, il compianto regista televisivo, che mi vennero a trovare a teatro e mi disse tu devi venire a Torino a fare Non Stop. Quindi nasce perché sono venuti là a trovarmi. Leone mi rivede a Non Stop a fare quegli sketch, mi chiama a casa, domani vieni da me, e là parte tutto il progetto, piano piano, di Un Sacco Bello. Scusa se rimango sempre sulla parte precedente ai film, cioè lo spettacolo che facevi erano personaggi? Certo, facevo tanti personaggi, facevo all'incirca un 10-11 personaggi in Tali e Quali, che era il primo spettacolo, e ne facevo 12-13 in Rimanga fra noi. Facevo vari personaggi, e cambiavo, dalla voce risalivo al tipo in qualche modo, mi bastava un niente, un borsello, un paio d'occhiali, un ombrello, un modo di camminare, la voce che si timbra in un certo modo per dare una nevrosi a quel personaggio, a quell'altro. Quindi era un virtuoso in qualche maniera. Quindi ecco che il virtuosismo entra anche in Un Sacco Bello quando facciamo il film. Scelgo 3 personaggi che poi diventano 6, compreso il prete, il cugino Anselmo, e così nasce così e mi faccio conoscere come un virtuoso. Bianco l'Osservatore ha ancora 3 personaggi, poi improvvisamente tutti i produttori se ne vanno, compreso Sergio Leone, perché tra loro dicono ma questo ormai si è sparato tutte le cartucce, ha fatti tutti, che altro deve fare? Nessuno mi dava una lira come personaggio unico, capito? Come me stesso che va. Secondo loro facevo ridere soltanto se c'aveva il bullo con la ovatta
il fricchettone, quello che parla così, quello e quell'altro. Poi invece sono rimasto, cioè, praticamente dopo Bianco, Rosso e Verdone, andò bene, rimasi senza lavoro. Erano spariti tutti, credevano molto in me. E a quel punto dissi, vedi, meno male che mi sono laureato, e andai all'università a cercare un mio vecchio professore, quando seppi che si era sparato. A quel punto, perché il professore è stato delle religioni, perché il mio piano di studio era storico-religioso, poi non mi chiede come ho fatto a fare il cinema, a fare attore, non lo so, perché i miei studi erano veramente molto rigorosi. E quando ebbi questa notizia tornai a casa pieno di sconforto, perché io volevo chiedergli appunto un assistentato, anche perché avevo preso sempre voti molto alti in religioni del vicino Oriente antico, civiltà indigene d'America, storia e invece dopo un mese finalmente che vedevo mia moglie andare a lavorare, la mattina lei andava in industria farmaceutica, una dirigente di un settore, diceva non lavori oggi, io facevo così, ma veramente mi ero umiliato, ma quei David, quei nastri d'argento, chiama più nessuno, ma veramente, e mi sentivo veramente proprio, ero veramente depresso perché sentivo un fallimento. Mio padre me l'aveva detto, sta attento perché o stai nei primi posti della classifica, ma se stai giù il lavoro dell'attore è terribile. Io non sono molto d'accordo, mio padre non era molto d'accordo, mia madre diceva tieni duro, tieni duro. Poi arriva una telefonata di Mario Cecchigori che vide in ritardo Bianco, Rosso e Verdone e disse ho visto Bianco, Rosso e Verdone, quel personaggio dell'emigrante mi piace, è divertente, è belloccio e voglio fare un film con te, ma non voglio i personaggi. Dico io la ringrazio, così mi metto alla prova, se no qua credono che io non lo so quello che faccio, io ho l'intuizione e farai bene. Scrissi con il compianto Enrico Oldovini, anche lui ci ha lasciato, Borotalco, e con Borotalco posso dire che è iniziata la mia vera carriera, interpretando un personaggio unico, dirigendo anche bene il film, scrivendolo bene, vincemmo 5 Davide di Donatello addirittura, e da lì praticamente mi sono fermato più. E tutti a mangiarsi le mani, a dire mannaggia la miseria, questo sapeva fare pure il personaggio unico di mortacci sopra. Gli ero sfuggito però, e quindi sono rimasto in contratto con Cecchigori padre per molto tempo, per 80, 90, per 20 anni sono stato con i Cecchigori e ho bellissimi ricordi di tutto quel periodo e soprattutto di come sono riuscito sempre a sterzare in qualche modo. Non ho mai dato al pubblico lo stesso film, non ho mai replicato un Sacco Bello o un Bianco, Rosso e Verdone. Da Borotalco sono passato a Acqua e Sapone, che erano 2 favole, poi piano piano siamo arrivati io e mia sorella, una commedia più intima, poi siamo passati a una commedia più intima, cattiva, autoriale, definiamola così tra virgolette, che era Compagni di scuola, che forse come regia rimane il mio miglior film, anche il più complicato, e poi Maledetto il giorno che ti ho incontrato, anche quella è una bella commedia, insomma, e poi sono ritornato con Viaggi di nozze perché era troppa la voglia di cominciare a riprendere il distorsore in mano con la chitarra, capite? E quindi con Claudia e le altre 2 attrici c'è stato un one man show insieme con loro, è stato veramente molto molto divertente e quel film all'epoca fece la bellezza di 32 miliardi, fu una cosa veramente incredibile, incredibile. No, poi, no, mi incuriosisce il fatto che poi sei tornato a fare i personaggi dopo tanto tempo, ma ti volevo chiedere, ma cioè, ci sono personaggi che facevi all'epoca che ti sarebbe piaciuto poi riproporre, cioè dico all'epoca di Non Stop, che però non sono mai poi passati al cinema? Cioè ci sono alcuni personaggi che ti avrebbe fatto piacere poi fare? No, io credo di aver portato al cinema i personaggi che erano cinematografici, perché si muovevano in quel modo là,
perché avevano delle movenze, avevano una gestualità particolare, avevano delle voci molto particolari, funzionavano, cioè. Altri funzionavano, ma più a livello teatrale, semmai. Quando ho fatto per 2 anni l'Eliseo, con uno spettacolo che si chiamava Senti chi parla, diviso in 2 atti diversi tra di loro, e là interpretare la bellezza di 18 personaggi, fu un massacro, però un grande successo. Là, ecco, interpretai dei personaggi che non ho mai fatto al cinema, ma quelli erano giusti teatralmente, al cinema non sarebbero stati così efficaci, secondo me. Quindi... Quando, diciamo, smetti di fare tanti personaggi nei film e diventi quindi il personaggio unico, diventa ancora più importante indovinare il casting. E parlavamo prima con Stefano, quando preparavamo la puntata, che ci sono dei film in cui un casting clamoroso, Compagni di scuola, a ripensarlo il casting è perfetto. Come sceglievi gli attori a cui far fare? L'intuizione. Io quando scrivevo il film, mano a mano, quando pensavo magari, che ti posso dire, a Bernabucci, il macellaio, mi venne in mente uno che vendeva i libri là a Piazza Santa Caterina della Rota, quello con la voce così, eccetera, che mi faceva sempre tanto ridere, c'era questo tono di voce veramente pieno, rauco, volgarone, eccetera, poi una voce potente. Dico, se questo poco poco riesce a seguirmi nella direzione, questo può fare veramente il botto, perché fa... E allora lo feci venire in produzione, gli feci un discorso, dico, gli do questa opportunità, lui contentissimo, dico, però mi devi seguire, devi fare te stesso, ti devi dimenticare che c'hai una macchina da presa davanti, quella cosa, ma io ce la faccia come il culo, capo, davanti. No, non basta, gli ho detto, devi essere te stesso con le movenze, dimentica di tutto, dimentica come se fossi solo, devi essere te stesso. E piano piano un po' di personaggi li abbiamo individuati mentre scrivevamo, altri una volta che il copione era pronto. Ci fu una grande lite con Eleonora Giorgi, perché io non ho mai capito quella lite, perché lei voleva fare la padrona di casa, che poi la faceva Nancy Brilli. Lei voleva quel ruolo. Io dissi, Eleonora, quel ruolo è più adatto a Nancy, dammi retta, tu è giusto. No, io ho fatto Borotalco con te, le cose. Insomma, abbiamo avuto un attimo un po' di... Poi alla fine ha accettato di fare quel personaggio. Ma ho dovuto un po' faticare. Poi la cosa ci portò anche ad avere un po' di freddezza i primi giorni. Poi vedeva che il film stava venendo bene, c'era soprattutto un grande calore tra tutti quanti. Si era fermato veramente un bel gruppo. Sono restati amici tutti, poi qualcuno purtroppo abbiamo perso con gli anni, il tempo, però è stato un periodo molto faticoso per me, perché quel film era molto molto faticoso, però la soddisfazione che io la sera me ne andavo a dormire, loro invece si vedevano, si erano divisi in 2 gruppi, il gruppo di Ghini, De Sica, eccetera, e il gruppo di Natoli, Bernabucci, dall'altra. E si vedevano, stavano insieme con la Tina Cenci, che stava con Bernabucci e Natoli. E quindi vedere che si stavano divertendo, dico, ecco, sì, quindi mi daranno sicuramente il massimo, devono avere un bel ricordo tutti quanti. E così è stato. Ma spesso quando tipo scrivevate anche le battute durante la fase di sceneggiatura, eravate consapevoli che sarebbero poi rimaste... guardate com'eri, guardate come sei, mi pare tu zio, queste cose qua. No, queste sono sorprese che ti regala il cinema, sono delle sorprese meravigliose, perché poi tu non immagini mai che quella frase, quella battuta possa restare nell'immaginario collettivo. Non ci pensi di aver tirato fuori una buona battuta, a me fa ridere, poi detta in quel modo là, io non posso stabilire il meccanismo d'azione che avviene tra quel personaggio sullo schermo e il pubblico, mi sfugge. Quindi anche per esempio quella battuta famosa là di Viaggi di nozze, quando io monto sul tavolo, che è stata inventata là al momento che monto sulla sedia, mentre l'ora dell'aperitivo, tutti quanti già capri la cosa, io gli dico, non riesco a individuare un stadio, dando le spalle a Giotto, alla grande Firenze, vado verso una periferia schifosa per cercare lo stadio Franchi. Cioè, e lei mangiando
con la testa no io dice sarà d'altra parte, va. Infatti, hai capito? So quelle cose, non riesco a individuare allo stadio come lo famo strano. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Non è così convinto, sono sorpresi anche per me. Come faccio ad avere la certezza? Sapessi quante battute gli avrei dato, ero strasicuro che sarebbero diventate importanti, invece non sono diventate. Altre invece ho detto, ma ed è carina, e invece sono diventate. Ma tipo quale pensavi che potesse essere? Ma adesso non me le ricordo, però ce ne sono tante, per esempio c'era il Cinese in coma, quando lui mi scrive, mi prende in giro, mi scrive il numero mio di telefono dietro la giacca, mi rovina la vita perché mi scrive il mio cellulare dietro la giacca e non me ne accorgo, con una frase non bella. Là c'era una reazione che avevo contro Beppe Fiorello, violenta, e là c'era una battuta che non si può dire. Vabbè, però mi aspettavo che quella battuta sarebbe rimasta un po' nell'immagine, e invece non è successo niente. Poi quando meno te l'aspetti succede qualcosa, e quello è un miracolo, è bellissimo, quando senti che ridono a delle cose che... Per esempio, senti sto Live, so greghe, come lo dice, a me non mi faceva ridere mica più di tanto, ma no, e il montatore rideva tanto, io dico, ma sei sicuro che fa ridere? Ma che sei matto? Dico, ma di che? E invece, hai visto, anche io posso sbagliare, cioè, non ho la consapevolezza, ma è bene questo, perché diventa poi una sorpresa. Ma infatti anche nella serie c'è un momento in cui tu sei scoraggiato e senti dei ragazzi che citano delle tue battute e tu le origli, cioè non ti palesi, ma ti è capitato anche di sentire appunto nella vita quotidiana gente che ti citava ma non sapendo che ci sei? Sì, mi è capitato molto spesso. Infatti quella scena là è stata ripresa da una cosa che ho sentito in un treno non Roma-Milano, ma in un treno Roma-Napoli d'estate, c'era un gruppo che poi mi hanno riconosciuto, i romani, che andavano probabilmente a Ischia, scendevano giù e facevano le mie battute e poi l'hanno visto. Sì, ogni tanto le sento che parlano un po' come i meme, quanti meme con le battute mie. Sì. Ma, insomma, quelle sono soddisfazioni, vuol dire che sei entrato un po' nell'immaginario collettivo in qualche modo. Sono miracoli, che ti devo dire, per me è un miracolo. È bello, molto, molto bello. No, c'è un'altra domanda. Sono inconsapevole, io ci provo, poi succede questo. Poi senti tu diciamo nei tuoi film hai utilizzato, forse anche riduttiva come parola, dei caratteristi, diciamo come Mario Brega, Soralella, però... Purtroppo vedi il periodo dei grandi caratteristi, e io ne ho utilizzato gli ultimi due, mettiamoci anche Angelo Infanti, che non era un caratterista nel suo lavoro, però nei miei film era un caratterista in qualche modo. In Bianco, Rosso e Verdone lo era anche in Viaggio con... Vabbè, c'è un ruolo più piccolo, però il cinema dei caratteristi non c'è più, perché bastava negli anni 80-90 avere un po' di successo che subito gli facevano fare il film come attore principale, e quindi siamo andati a perdere un po' invece un esercito di attori anche di strada, di cose eccetera, però veri, sinceri, che davano poi la linfa al film. Ci sono delle commedie italiane che sono importanti quasi più per i caratteristi che non per i protagonisti. Guarda, veramente ti ricordi più, per esempio, i Soliti Ignosi, Capannelle, Tiberio Murgia, Giacomo Furia, i fratelli Carotenuto. Questa è gente che è stata veramente importante, era un condimento a un piatto che era già buono, ma quel condimento gli dava qualcosa in più. Oggi i caratteristi bisogna cercarli, è difficile, non siamo più l'epoca quella là, la città è cambiata, le piazze sono cambiate, sono pochi quelli che ancora popolano Piazza San Cosimato, Testaccio, Campo dei Fiori, ormai Romano c'è.
Quindi è difficile, però però puoi prendere anche un egiziano, puoi prendere un algerino, puoi prendere una cosa. Sai, alcuni sono veramente molto divertenti, molto comici. Dobbiamo raccontare in fin dei conti la realtà che ci circonda. La realtà è fatta anche di questi. Io li ho utilizzati ultimamente e devo dire che hanno fatto un bel lavoro, un buon lavoro. Tipo sul web, però non ti è capitato di vedere qualcuno magari sui social, qualcuno che usciva fuori su internet, no, che ti poteva ispirare? No, francamente no. Me li cerco io o per conto mio o magari li ho visti in un altro film in un ruolo piccolino, mi interessa e quindi magari gli do un ruolo più importante, più grosso. Però ce ne sarebbero. Ecco, non è che tutti possono fare gli attori, che sono poi quelli che sembrano tanto così, poi davanti alla macchina da presa fanno un casino, diventano rigidi, non hanno i tempi, non è che tutti possono fare gli attori, no, non è così. Bisogna essere fortunati e trovare quello che ha la predisposizione. Poi c'era stato, diciamo, tempi recenti, anche lui purtroppo ci ha lasciati, c'era stato Massimo Marino che avevi coinvolto. No? Lui No. come l'avevi trovato? L'ho visto in televisione e faceva quei programmi notturni in quei locali tremendi, gli scambisti, cose, eccetera. A me sto personaggio, che sembrava un personaggio satanico, diavolesco, con quegli occhiali, mi ha sempre fatto ridere per la voce. Dico, non è possibile. Dico, questo supera, la tamarraggine di tutti i miei... cioè la realtà che supera la fantasia. Quello lo supera Ivano e Moreno de Grande Grosso e Perdone 1000 volte. Cioè, e l'ho voluto conoscere ed è una persona veramente anche lui squisita, buono, con una moglie meravigliosa e quell'aspetto così in realtà era un uomo con un cuore enorme. Avrò sempre un gran bel ricordo di lui. Sono contento, vedi, di avergli dato diverse scene in Grande Grosso e Perdone e ha fatto molto ridere perché era molto molto bravo. Certo, dovevi aiutarlo con tanti ciacchi, non era un attore nato, era più bravo col microfono a raccontare cose così, a ricordarsi le battute, non era bravissimo. Però alla fine ci siamo riusciti e devo dire che ogni volta che lo vedo rido sempre tanto, quando ci porta per la scelta della bara a casa, no? Io ogni volta che vedo quella scena rido sempre. Mentre sviti il tappo della borraccia, che è durissimo, te lo dico subito, ti abbiamo fatto il tranello e vedi, questo forse dovevamo avvitarlo più piano, devi proprio solo, esatto, con una forza inaudita, esatto. Hai sempre detto che uno dei tuoi punti, la faccio lunga così puoi bere con calma, hai sempre detto, se non ricordo male, che uno dei tuoi punti di forza è stata la tua memoria. Avere una memoria forte, per cui mi sono risentito varie interviste per preparare la puntata, effettivamente ti ricordi tutto quanto nell'ordine giusto, ti ricordi gli anni, ti ricordi i nomi. E avere per così tanti anni una memoria così forte è ancora una cosa bella, oppure ricordarsi tutto quanto a volte è un po' un peso? Lo chiedo anche con una puntata in video, perché è una cosa ricordo bellissima e mi metto paura quando ci sono delle giornate in cui non mi ricordo niente, ma del niente come era quel cantante che io che conosco tutte le formazioni, il batterista, e improvvisamente mi sfugge e non lo riesco a ricordare. Dico, oddio, che mi succede? Allora chiedo al mio amico, sì, abbiamo dei momenti ma sono normali in realtà. L'importante è che la memoria, quella delle battute, quella è fondamentale, perché se no fermi il film. Quella, ringraziando Dio, ce l'ho. Ma quella è una questione di allenamento, sai. I primi giorni sono difficili. Man mano che vai avanti con le settimane, basta leggerlo 2 volte, 2 pagine. La seconda volta le 2 pagine le sai. È una questione di allenamento continuo. Però per me il ricordo è importante. Io ho scritto un libro, si chiama La carezza della memoria, e ho voluto fermare nel tempo alcuni racconti, alcune cose indelebili della mia vita, delle mie emozioni, perché ho detto, un domani che perdo veramente la memoria, che la perdo veramente dal punto di vista, perlomeno ho scritto una cosa e rimane là. Ho avuto questo pensiero, perché prima o poi, andando avanti con l'età, che ne sai che succede. Ho voluto fermare nel tempo queste cose.
E la memoria è importantissima, il ricordo è bellissimo, sono ricordi brutti e ricordi belli, però devo dire che la vita è stata molto benevola nei miei confronti, perché mi ha dato tante belle cose, una bella famiglia, una città, una Roma al massimo della gradevolezza, della poesia, del romanticismo. Era molto bello il periodo di me studente, di me ragazzo, era bellissimo tutto. E poi le cose brutte, come la morte di mia madre, le cose vanno avanti, però non c'è dolore che col tempo non si attenui e poi a un certo punto svanisca e rimane soltanto il ricordo bello e non ti ricordi più la faccia di quella persona malata, la ricordi com'era nel piano della salute, e quella è la cosa più bella che c'è. È un lavoro che fa automaticamente la tua anima, insomma, cancella le cose e lascia soltanto quelle belle. Dovrebbe essere così, certo, per altri che hanno dei traumi violentissimi forse non è così. Vedevo oggi in televisione il povero padre della Cecchettin che parlava e diceva: mamma mia, che dolore deve avere quest'uomo, se lo porterà dietro fino all'ultimo dei giorni. Cercava in qualche modo, ecco, quello là forse è un po' più difficile toglierlo, però forse distrarsi, sentire anche la vicinanza della gente, il ricordo continuo della figlia, è come sentire ancora la figlia accanto a te in qualche modo, no? Stefano. Okay. Sì, sì. No, io c'ho un'altra curiosità sempre su quel periodo diciamo anni 80 più o meno, quando tu hai fatto anche diversi film in coppia comica, c'era un periodo si facevano i film così in coppia, l'hai fatto con Renato Pozzetto, hai fatto non era un mio film, era un film di mio fratello. Sì, dico come attore. Sì, era una farsa, però ho fatto anche la farsa, ci siamo divertiti, il film è andato molto bene. È un film chiaramente che non è nelle mie corde, però lui l'ha scritto così e io l'ho aiutato e alla fine abbiamo coinvolto Renato e devo dire che mi sono divertito tanto con lui. Una persona molto simpatica, molto alla mano. Mi dispiace solo che lui sta a Milano, anzi sta sul lago e io sto a Roma, però io di tutti i miei attori ho avuto un bel ricordo. Quasi. No. Tutti, diciamo tutti, dai. Diciamo tutti. Tutti. Ho avuto un bel ricordo e li ringrazio ancora perché magari il successo di un film, la bontà di un film non è che dipende soltanto dal regista o dalla sceneggiatura, dipende anche da tutti noi. Un film si fa tutti insieme, lo fa il direttore della fotografia, lo fa il montatore, lo fa lo sceneggiatore, lo fanno gli altri attori, non è che posso fare tutto io posso essere il direttore d'orchestra, ma se gli orchestrali non mi rispondono che dirigo? E quindi il merito va a tutti loro, quindi sarò sempre grato a loro. Io l'ho sempre esaltati più che potevo, soprattutto le donne, però anche loro mi hanno dato tantissimo, veramente tanto. Ma diciamo con gli attori con cui hai lavorato, chi è quello che ti è rimasto poi, tu hai pochi amici nel mondo? Il più amico? Sì, diciamo tra quelli con cui hai lavorato che sono rimasti più a livello personale, amici. Sergio Rubini. Ah. Ci siamo rivisti adesso in questa quarta stagione e siamo diventati improvvisamente, incredibilmente molto amici e ci vogliamo un gran bene, facciamo altre faccene. Anzi di far lui, mi invita continuamente, ma quando mi inviti a casa tua a fare una cena, faccio solo io qua. C'ha ragione. Ma c'è il braccio corto te, ma no, non c'ho il braccio corto perché c'ho un sacco di cose da fare. La prossima volta lo devo invitare io. Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, ecco, loro li considero veramente dei cari amici, perché anche al di fuori dello spettacolo, anche proprio a livello di amicizia, di semplice, ecco, dove non dobbiamo per forza parlare di cinema, anzi meno parliamo di cinema, meglio è, non se ne può più, dopo un po' non... sempre a finire a parlare di incassi, quanto è incassato quello, non mi frega più niente ormai di queste cose qua. Però Claudia Gerini è
amica intima, Margherita Bui, un ottimo rapporto, con Laura Moranti ci sentiamo poco ma ci vogliamo sempre un gran bene, Stefania Rocca, ma io con tutte e con tutti. Ho sempre avuto un bel ricordo con tutti. Questo sono stato anche bravo a fare i cast, l'ho scelti anche umanamente, ho scelto le belle persone. Bene, bene. Siamo Prego. verso la chiusura e quindi io vorrei tirare fuori una rubrica che c'è in questo podcast, per cui chiediamo agli ospiti, lo chiediamo a tutti, che rapporto hanno o hanno avuto, se ce l'hanno avuto, con la marijuana. Io? Sì, lo chiedo a tutti. Io devo essere sincero, poi qualcuno ci crede o non ci crede. Io in tutta la mia vita ho fumato 2 o 3 tirate di marijuana da parte di una mia amica che me l'ha data. Ho fatto 3 tiri, al terzo tiro mi è venuto un gran mal di testa e da quel giorno là non l'ho più toccata. Non ho mai sentito il bisogno di sballarmi. A me non mi piace sballarmi. Innanzitutto sono completamente astemio, non bevo l'alcol, non ho mai bevuto alcol, lo detesto, mi dà fastidio anche l'odore. Stare svanito oppure così o rilassato in quel modo là non mi interessa molto. Ho altri sistemi per essere disteso. Quindi non mi sono mai drogato, la cocaina non l'ho mai presa, io anzi, gli eccitanti non prendo manco il caffè normale, prendo il decaffeinato. Cioè, sono proprio l'ultimo al mondo che potrebbe fare quelle cose là. No, non giudico nessuno, ognuno facesse quello che vuole, però non ho mai fatto uso di... neanche del semplice spinello, purtroppo no. No. Comunque c'è sempre tempo, se mai dovesse cambiare idea. C'è sempre tempo. C'è sempre tempo. C'è un'altra rubrica. Però nel film lo spinello lo fumo per volere degli sceneggiatori. Mi hanno detto che nella mia solitudine di casa è un vecchio musicista che ancora si fa lo spinello per trovare un po' una rilassatezza della sua solitudine, un po' cupa, perché inizia un po' così il film. La vecchia scusa degli sceneggiatori, pure io l'ho usata troppe volte. Il volere degli sceneggiatori, mi ricordo bene. Stefano, prego. C'è un'altra cosa che chiedo spesso, tu hai lavorato insomma tanto tempo nel cinema, anche un po', diciamo, hai frequentato l'ambiente dello spettacolo in quegli anni. Ti è mai capitato di incontrare Berlusconi? Sì, come no. Com'è andata? È andata che ha fatto una cazzata, però ha fatto una gran cazzata, però non gli ho risposto, non ho avuto una reazione brutta perché in quel momento era il Presidente del Consiglio, quindi io avevo avuto un'operazione dietro la schiena, bene, mi avevano aperto, c'avevo un sacco di punti. Allora a Villa Caffarelli c'era una cena che aveva dato Rutelli, mi pare che era data Rutelli, e a un certo punto lui da dietro mi dà una pacca, ma me la dà proprio dove c'erano i punti. Erano pochi giorni che mi ero alzato dal letto, quindi camminavo anche un po' così. Pah! Io l'unica cosa ho detto, ma che cazzo? E lui mi ha detto, per una pacca così, dai, il grande Verdone. Ma sono stato ipocondriaco. Porca miseria, c'era una sberla di cose così. A me fece un male cane. Però devo dire la verità, quella sera poi che c'erano anche sordi, finì a raccontare le solite barzellette. Alcune facevano ridere, alcune non facevano ridere, sembravano veramente barzellette proprio. Però non ho avuto grandi rapporti con lui. No, ricordo quella sera, un'altra sera a cena a casa di Cecchi Gori, quando fu messa in piedi la Penta, no? Che era una grande casa di distribuzione che distribuiva i film Cecchi Gori e Medusa. E poi non ho avuto niente a che fare, niente a che vedere anche neanche.
Sì, non so se l'avevi incontrato così, però Sì, un sì, bel... beh, in quell'occasione là sì, là mi ha fatto veramente male. Sì. Mi ha fatto uscire il sangue, perché infatti mi hanno rimedicato con il mercurio cromo. Pensa che sberla mi ha dato. Sì. No. Vabbè, non lo sapeva, però porco Giuda, che se dà una cosa del genere. È un'altra pacca, sempre quando faccio le scale mi danno le pacche sulle spalle, no, sulle spalle, sulla schiena, perché poi prendono le spalle. Andavamo a prendere, c'era la programmazione dei David Donatello, e io quel giorno andavo là a prendere il David per io e mia sorella, c'era anche la Muti che era candidata, insomma era una giornata importante. A un certo punto sento una pacca dietro, mi volto, era Aldo Fabrizi, grosso, stanco, e mi dice: io ancora devo capire che cazzo ci trovo in mia sorella. Io ancora non ho capito, quella è buona solo a cucinare, ma che capita fa attrice, ma de che? De che? È brava, ma de che? Ma de che? Io glielo dissi al sorella, ma lo sapete che vostro, gli davo del voi, come i vecchi romani, dico vostro fratello ha detto questo e questo, ma lascio perdere Aldo Brontolone, ma non mi offendo io, è brontola, no. Un po' invidioso, ma non è un brontolone, non è un brontolone. Era invidioso. Sì, perché se oggi vai a dire Fabrizi, ti dicono subito sorella, non dicono il grande Aldo Fabrizi. È vero. Aldo Fabrizi è un attore gigantesco, però vedi, nell'immaginario collettivo allunga le gambe, gli tira le gambe, le cose, le gambe, è rimasta la sorella, e questa è la cosa incredibile. È una cosa incredibile. La perdita di memoria storica. È vero. È brontolone. Ma tra l'altro ora hai citato Alberto Sordi, adesso tu ti fanno sindaco tra poco, come è successo già nella prima stagione di Vita da Carlo. Dovevo fare il sindaco di Roma perché c'era un sondaggio vero che mi dava quasi l'80% del sì dei romani, e alla vennero a casa, non lo dirò mai, alcuni politici a propormi questa cosa. Ci ho pensato 10 minuti, ho detto no, questo non è il mio lavoro, nella vita si deve fare un lavoro solo e il mio lavoro è questo, non è... Mi sembrava più una paraculata, francamente, non era il mio posto quello là, non ero neanche preparato, ma prepariamo noi, ma che dai, no, devi avere una passione politica molto forte. 17 novembre, il giorno del mio compleanno, il sindaco Gualtieri ha deciso di farmi un bel regalo. Un regalo, a vedere il programma che mi ha dato oggi, ho detto ammazzate che regalo, dalle 10 della mattina alle 7 di sera in giro per tutta Roma, tutte le periferie, un percorso da diventare pazzi. E quindi però sono contento perché 25 anni fa sindaco di Roma fu fatto Alberto Sordi, e quindi in qualche modo c'è una continuità che va da Sordi a me, ed è un omaggio che la città di Roma mi fa in qualche modo, e quindi sono contento, emozionato, lusingato, ma anche un po' preoccupato, perché non so, che io vorrei parlare un po' nelle periferie, perché io andrò nelle periferie, che vado a fare al centro, andiamo dove c'è veramente ascoltare i bisogni della gente. Certo, più qualcosa è stato messo a posto, ma ho paura che ci saranno più selfie che domande, hai capito? Là mi dovranno aiutare in qualche modo. E allora forse al sindaco Carlo Verdone vi chiedo un altro applauso. Grazie. Se vi va, fate anche un applauso a Stefano Rapone. Bene, Tinti. A Hacienda, a The Comedy Club, fatevi un applauso a voi che siete tantissimi, un altro applauso all'ospite di questa puntata. Grazie a voi, grazie per essere venuti così tanti. Sono venuto con molto piacere a fare questa chiacchierata e ho cominciato il giro delle mie periferie venendo qua, esatto. Perché questa è una periferia. Io quando sceso dalla macchina ho detto: ma dove sto? In Moldavia. Non riuscivo a capire che dove stavo, non avevo mai visto qua sto posto. Allora, grazie di essere venuto. Carlo Verdone. Grazie a voi. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.